Buonasera amici del Calcio a 5 da Marco Innoscenti. Quest'oggi telecamere che si accendono sul Paladiamante di Genova Begato per la super sfida di Coppa Italia di Serie B. I 16esimi di finale si sfidano i padroni di casa della CDM Futsal Genova in completa tonalità bianca bordata di blu e di fronte il Sant'Agata, squadra bolognese. La palla viene però ribattuta e riparte Sant'Agata in contropiede. Attenzione, il Madi, il tiro e c'è il gol del Sant'Agata con il Madi. Abilissima la formazione bolognese a ribaltare il contropiede. Riparte la ragnatela di passaggi della CDM. Attenzione, Solano, un buon pallone, lo serve a Mazzariol centralmente, il tiro a palla in rete. Neanche un minuto di gioco dopo è Mazzariol a firmare il pareggio della CDM con Salerno. Ora Amendola, non passa Mazzariol, attenzione Mazzariol, tiro e gol. Sesto minuto. Raddoppio di Mazzariol, 2-1 per la CDM. Luan Costa, il paso doble del brasiliano, il tiro a Nicchiarico e poi c'è Mazzariol ancora. Ed è 3-1. Luan Costa cerca ancora la posizione per tirare, il tiro a Mazzariol, la deviazione e sono 4. Foti, attenzione, potrebbe tirare, cerca il piazzato di nuovo Foti, Luan Costa, il tiro del gol e sono 5. Cala il pokerissimo la CDM, pressing alto ora a 3 della Sant'Agata che rischia ovviamente. Mazzariol, Luan Costa, bellissima azione. Parte Foti, il suo destro e il gol! 6-1, 15esimo minuto, Simone Foti, tutto pronto. Fischio dell'arbitro, parte Simone Foti, il tiro e il gol di nuovo. Fotocopia praticamente rispetto alla rete segnata 40 secondi fa. Palla che termina invece fra i piedi di Yuri Pozzo, il lancio a cercare Solano, il colpo di testa e il gran gol di Solano quando mancano 49 secondi alla fine. Si può riprendere il gioco. Parte Salerno, il suo tiro centrale ma molto potente, Pozzo non riesce a intercettare, quindi è l'8-2 a Nicchiarico. Attenzione l'errore di Annicchiarico e c'è tocco di mano e arriverà il rosso. Eccolo qua. Ortisi, Offidani, Foti, pensa al tiro, poi appoggia per Ricchini, c'è il gol di Ricchini sotto porta. Muto contro Sacco, parte la rincorsa di Muto, il suo sinistro e palla in rete. Spiazzato Sacco dalla sassata di Muto, cerca di sfondare Ricchini, poi prova il destro centrale, Foti a mettere in rete il 10-3, quindi rimessa laterale, Dolcetti, lo scambio ancora con, attenzione però il pallone recuperato da Ricchini, l'appoggio per Offidani, il tiro dell'argentino e poi facile 11-3 per Foti. Si può battere, parte Lombardo, esce il portiere, respinge, potrebbe provare il tiro, lo prova, finisce qui la sirena che dà la chiusura al match, finisce 11-3 in favore della CDM. Gran prova di forza della squadra di Stefano Pinto che raccoglie giustamente l'applauso del Paladiamante.